Martedì 14 novembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. I nostri argomenti oggi: i funerali a Palermo del tredicenne suicida perché vittima dei bulli, ancora l'aumento dei casi di diabete in Sicilia e il braccio di ferro tra governo e sindacati sullo sciopero generale di venerdì. Ma innanzitutto la cronaca delle ultime ore: nel Ragusano è in corso un'operazione dei carabinieri, stanno eseguendo 13 arresti nei confronti di altrettante persone accusate di estorsione nel settore edilizio all'interno del cimitero di Pozzallo, di detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Per 6 degli indagati è stata disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere, per gli altri 7 l'obbligo di firma. L'indagine è coordinata dalla Procura di Ragusa. 13 arresti. Veniamo alla notizia del giorno. Oggi al cimitero dei Rotoli a Palermo i funerali del tredicenne morto suicida. A scuola e sulle chat era bullizzato, gli dicevano sei gay, i genitori lo hanno trovato impiccato nella tromba delle scale sabato sera. Adesso indagano 2 procure per istigazione al suicidio, quella dei minori e quella ordinaria. Aveva già cambiato scuola una volta in prima media, ma poi il bullismo era continuato in seconda e in terza. La dirigente scolastica si era accorta del disagio del ragazzino, ha avvertito la famiglia, è stato coinvolto uno psicologo per 2 volte e domani ci sarebbe dovuto essere il terzo colloquio, che non ci sarà mai. Si sarebbe suicidato perché vittima di bullismo, lo avrebbero deriso, offeso per il suo orientamento sessuale, gli avrebbero detto gay. Così sabato scorso un ragazzino di 13 anni si è suicidato a Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo. Un gesto estremo su cui stanno indagando la procura e i carabinieri. I genitori non erano presenti al momento del gesto, lo hanno trovato già privo di vita in serata, al loro rientro. Il tredicenne, che era alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Palermo, potrebbe essere stato bullizzato e bisogna accertare se ci sia un nesso di causalità fra la pressione psicologica e il suicidio. Nelle chat fra compagni e genitori si fa riferimento al fatto che il bambino fosse stato preso di mira per il suo orientamento sessuale. 2 fascicoli sono stati aperti dalla procura per i minorenni e dalla procura ordinaria di Palermo per istigazione al suicidio. Sono stati sequestrati il cellulare e il computer della vittima per accertare se il ragazzo sia stato deriso e chi l'abbia preso in giro, fino a esasperarlo. Secondo quanto si apprende, già in passato la dirigente scolastica avrebbe segnalato alla famiglia il disagio del ragazzo, sconvolti i compagni della vittima che parteciperanno ai funerali che si svolgeranno al cimitero dei Rotoli. Sulla vicenda interviene il governatore Schifani. La tragedia ci deve fare riflettere su tutto ciò che la regione può e deve fare per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo. Il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin a TG Sicilia conferma la necessità dei termovalorizzatori e respinge le polemiche degli ambientalisti e dell'opposizione. Vediamo. Sì ai termovalorizzatori. Il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin da Catania rilancia il piano rifiuti Schifani. Ma nasceranno sicuramente, dove nasceranno sarà una valutazione della regione, della realtà quindi siciliana. Bisogna assolutamente farlo, così come bisogna prima il termovalorizzatore mettere a punto una differenziata come si deve, perché anche dalla differenziata dipende il nostro futuro. La materia prima seconda è il giacimento nazionale di minerali rari. Il ministro respinge al mittente le polemiche che lo coinvolgono. Tra i 50 nomi indicati dai ministri Pichetto Fratin e Casellati nel nuovo piano energetico ci sarebbero molti esperti che hanno lavorato con lobby importanti. Non ci sono particolari polemiche, ci sono, possono esserci opinioni diverse, ma non vedo questioni di polemica nel modo più assoluto. Fondamentale infine per il ministro è guardare al futuro, spostando l'attenzione sulla transizione energetica. È cambiato il mondo, ci rendiamo conto che dobbiamo assolutamente decarbonizzare, quindi abbiamo un nuovo modello di energia che deve essere rinnovabile, fotovoltaico, eolico, geotermico, io sostengo anche nucleare, poi in futuro, non nell'immediato, e pertanto un qualcosa di più pulito, ma che serva a consegnare il mondo alle nuove generazioni meglio anche di come l'abbiamo ridotto ad oggi.
Così il ministro Gilberto Frattin al nostro microfono. Adesso vediamo un po' la rassegna stampa con Angelo Gagliano. Cominciamo con i quotidiani regionali e partiamo con la Sicilia, che ha un doppio titolo in prima pagina. Vedete, da una parte il bullismo assassino, così lo definisce il quotidiano La Sicilia. Tredicenne suicida a Palermo, a scuola gli dicevano sei gay, subito aperte 2 inchieste, la politica si interroga sugli strumenti per frenare l'ondata di odio fra i più giovani. Questo è il titolo della Sicilia, che poi nelle pagine interne va ad approfondire il tema. Ragazzo di 13 anni si suicida a casa, a scuola lo bullizzavano 6 gay, i genitori lo hanno trovato impiccato sabato sera, stanno indagando 2 procure e c'è poi anche la riflessione: spesso le vittime sono lasciate sole a fronteggiare una umiliazione. Proposta di legge di Fratelli d'Italia, un comportamento che può colpire chiunque. Ma sul tema ci sono anche i giornali nazionali. Messaggero: si toglie la vita a 13 anni, bullizzata a scuola, indagine per istigazione. Repubblica Palermo: bullismo, disagio, fragilità, le lacrime e tanti misteri sul suicidio del tredicenne. Si legge ancora: aveva cambiato istituto perché i compagni gli dicevano sei gay, ma non aveva trovato serenità, lezioni sospese alla Vittorio Emanuele Orlando, 2 inchieste, si cerca la verità nei PC e anche nel cellulare. Sul tema anche La Stampa: tormentato dai bulli, si uccide a 13 anni, le offese in chat, sei una femminuccia. Questi, diciamo, erano gli insulti e comunque i messaggi che riceveva il ragazzino di 13 anni. Torniamo adesso alla prima pagina della Sicilia. Si parla di economia. PIL 2023 per la Sicilia rivisto al ribasso dall'1 allo 0,70%. Previsioni in calo rispetto a luglio, pesano l'inflazione e i costi dell'energia. Questa evidentemente è la situazione. E poi scontro aperto sullo sciopero CGIL e UIL unite per quanto riguarda la protesta. E poi la norma salva ineleggibili. Barbagallo parla di disegno criminoso. Barbagallo è segretario del Partito Democratico regionale. Disegno criminoso all'Ars, porto le carte in procura. E poi ancora Conte smorza l'influenza di Grillo, mentre Bongiorno si rivolge al garante a proposito dell'intervento in televisione del fondatore del Movimento 5 Stelle. Ancora un'inchiesta a Favara: falsificavano documenti per far ottenere reddito di cittadinanza a disabili psichici in cura. E ancora a Ragusa: il bimbo abbandonato, resti agli affidatari, sono state raccolte migliaia di firme. Siamo ancora alle pagine interne della Sicilia a proposito del crollo del PIL, rivisto da 1 a 0,7%, il NADERF, previsione al ribasso rispetto a luglio, pesano inflazione e costi dell'energia, il contraddittorio sulle pre-parifiche del rendiconto 2021, la Corte dei Conti: c'è più attenzione, ma vedremo se effettivamente poi questi numeri saranno rispettati. E qui incominciano anche le note dolenti per quanto riguarda la città di Catania. La Tari ci costa 594 euro all'anno e secondo un report di Cittadinanza Attiva il comune di Catania guida la top 10 dei capoluoghi del sud. L'assessore Marletta: il costo sale per colpa dell'evasione e della scorretta applicazione della differenziata da parte dei cittadini. Questa è la situazione, come vedete questa immagine, una discarica di via Bumbagara, ne abbiamo fatte vedere tantissime nel corso dei nostri telegiornali, situazione davvero complicata. Resiste, leggiamo ancora, il primato per Catania quanto riguarda la Tari, più alta dei capoluoghi di provincia del sud Italia. Dalla report attuale, che è stato pubblicato da Cittadinanza Attiva, emerge che la spesa media annua nella città di Catania è di 594 euro, quindi insomma davvero un salasso. E poi ancora la Fontana Colorata in piazza Verga, arrivano 10 denunce e pure i fogli di via dopo la protesta della scorsa settimana. Una buona notizia c'è, perché la MTS assumerà 29 ausiliari del traffico e 8 operatori mobili, almeno insomma uno spiraglio, qualcosa si vede. E sempre su in tema di cronaca a Catania, preso Pony Express della droga. I carabinieri
fermano giovane spacciatore in compagnia di complice minorenne, in un borsello nascondeva numerose dosi di cocaina, hashish e anche la pericolosa amnesia. Quando il pusher ha compreso di essere pedinato, ha lanciato il suo SH125, ma è stato raggiunto e poi perquisito. Questa è la situazione. Lasciamo adesso la Sicilia, siamo alla prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica. Vedete il titolo, l'isola dei morti sul lavoro, il perché. In controtendenza rispetto al paese, la Sicilia registra più caduti del 2022, in piazza la protesta degli operatori dell'edilizia, gli impiegati dell'edilizia. L'abbiamo raccontata ieri nel telegiornale questa manifestazione. Che c'è stata ieri, sì, infatti. Il disagio che uccide i giovani, questo è il titolo di Repubblica, anche l'ombra del bullismo sul suicidio del tredicenne dell'Istituto Vittorio Emanuele Orlando, aperte 2 inchieste, il dolore della scuola e tra i vicini, era un gigante buono, questo è quello che scrive la Repubblica. E poi torna a parlare dell'emergenza Tari, perché anche qui si mette l'accento su questa tassa Tari alle stelle nella regione invasa dai rifiuti, la contraddizione, cioè paghiamo più di tutti, però in realtà la spazzatura vive in mezzo a noi, è nostra compagna di vita di tutti i giorni. Vedete l'approfondimento in controtendenza sul resto d'Italia, aumentano le morti del lavoro in Sicilia, manifestazione c'è stata a Palermo dei lavoratori ricevuti dal neoprefetto, strage permanente, chiediamo una maggiore vigilanza, quindi il tema della sicurezza torna forte. La Sicilia sommersa dai rifiuti, ma la Tari vola alle stelle, Catania guida la top 10, torna di nuovo il tema. Nel resto dell'isola la tassa dei rifiuti è più alta della media nazionale, 396 euro l'anno a fronte di 320, peggio fanno solo la Campania e la Puglia. Insomma, stiamo i leader di una classifica magari che avremmo voluto non guidare. E poi ancora siamo al giornale di Sicilia, l'inciuscio alla prova del voto, questo è il titolo. Oggi l'ARS, la manovra dei 400 microfinanziamenti sponsorizzati da tutti i 70 deputati, l'accordo bipartisan per spartire contributi a pioggia, ma una mini sanatoria per salvare 4 parlamentari potrebbe rimescolare le carte. Ne abbiamo già parlato con il segretario del PD che insomma si presenterà in procura. E poi ancora scontro sullo sciopero CGIL e UIL, ignorano l'alt del garante. Bonomi al Senato parla Confindustria, una finanziaria senza strategia di crescita, bene il taglio del cuneo. E poi l'intervista che Grillo ha concesso a Fazio, la Buongiorno replica a Grillo, massacra di nuovo la vittima di suo figlio. Taglio basso, Palermo si uccide a 13 anni, sospetti su casi di bullismo a scuola. E poi a Bagheria, ancora cronaca, vigile urbano pestato per un rimprovero, sono stati identificati i 2 giovani, quindi continua questo malessere, diciamo così, tra i giovanissimi che spesso sfocia in azione di violenza. Andiamo adesso a vedere le pagine della Gazzetta del Sud. Anche qui il tema dei rifiuti stavolta è in primo piano. La Sicilia tartassata, a Villafranca riapre la partita sull'impianto di smaltimento. Nella regione le famiglie pagano 396 euro all'anno, 76 in più della media nazionale. Questo diciamo il dato. E poi venerdì Messina senza acqua, il piano antidisagi, lavori programmati, gli effetti da Tremestieri a Torrefaro, quindi una situazione di emergenza ancora nella città dello Stretto. Sullo sciopero generale CGIL e UIL vanno allo scontro con il garante, anche con Salvini, ma sul trasporto aereo i sindacati cedono. Intanto Hamas è fuori dalla striscia, Tel Aviv abbiamo riconquistato il controllo, occupato il Parlamento, battaglia negli ospedali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad Al-Shifa non c'è energia né acqua, quindi situazione sempre più complicata. A Taormina CCPM in piazza, scendono i familiari dei piccoli pazienti per il centro di cardiologia pediatrica che rischia per l'appunto di chiudere. Appuntamento venerdì
alle 10 a Capo Taormina. E poi altre notizie di carattere internazionale. A Londra la piccola Indy è morta, il dolore e la rabbia dei genitori ha smesso di respirare all'1:45 di ieri. Ci sono polemiche ancora sull'attacco di Beppe Grillo in TV, la risposta di Giulia Bongiorno. Questa sulla prima pagina, ma andiamo a vedere le pagine interne. Anche qui si torna sul ragazzino, il tredicenne, che si è suicidato vittima di bullismo. Aperte 2 inchieste per accertare se il ragazzino sia stato istigato a togliersi la vita. A Palermo, ragazzino deriso a scuola dai compagni di classe perché gay, così scrive. E poi ancora PNRR, la CISL scuote la regione, chiarezza sugli investimenti, consorzi di bonifica, petizione per la nuova norma. E abbiamo ancora da leggere un'ultima pagina interna per la Gazzetta del Sud. Ciucci, il ponte è opera per i territori, ha dato precise assicurazioni ai sindaci di Messina e di Villa San Giovanni. Le interlocuzioni saranno sempre più strette, presenti anche alcuni componenti del comitato tecnico scientifico. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina per partecipare ad un brunch solitario organizzato da Rotary, ma ha parlato per l'appunto proprio del ponte sullo Stretto e sul ministro Pichetto Frattini che abbiamo sentito prima, un progetto che rispetta l'ambiente. Le dichiarazioni del ministro a Catania, la reazione comunque polemica dei Verdi, sempre in tema chiaramente di infrastrutture. Mi fermo qui per adesso. D'accordo, ci fermiamo qui, breve pausa, poi ancora altri momenti con la rassegna stampa. State con noi, buongiorno Sicilia. Siamo in collegamento con il dottor Marco Cappadonna, che è uno psicologo. Abbiamo bisogno delle sue opinioni, delle sue convinzioni dopo la tragedia di ieri a Palermo. Dottore, la prima cosa che le chiedo è questo, la leggo dal quotidiano La Sicilia, anch'io faccio un po' di rassegna stampa, ed è una cosa che fa veramente inquietare. Dice il 46,5% degli studenti siciliani è vessato, serve un'azione che coinvolga la scuola. Eccola qua la pagina. Adesso vediamo il dottore. Il dottore, praticamente metà dei ragazzini siciliani subiscono bullismo, è una cosa gravissima. Assolutamente sì, i dati sono allarmanti, parlano chiaro. Inoltre quello che è successo a Palermo è davvero gravissimo e dolorosissimo. Ecco, ma perché succede questo? Cioè, perché metà dei giovani si dedicano a questa cosa invece di pensare, che ne so, a formare una squadra di calcio in classe, a fare sport, a cercare le ragazze o i ragazzi a seconda, a giocare con i telefonini e così via? Perché? Purtroppo quando si guarda a questi fenomeni si tende ad utilizzare metaforicamente un microscopio, no? Con uno zoom estremo sulla vittima del bullismo, dimenticandoci che utilizzando invece una lente grandangolare è possibile osservare la dinamica in tutta la sua interezza, perché c'è anche tanta sofferenza, c'è anche tanto disagio e dolore in chi compie atti di bullismo. Proprio per questo il bullo, piuttosto che andare a giocare a calcetto con gli amici, compie atti vessatori verso un suo pari. E in questi termini la responsabilità è sempre solo dell'adulto e delle istituzioni. Quindi sta dicendo, dottore, se ho capito bene, che è una doppia forma di patologia, da una parte quella della vittima e dall'altra quella del carnefice, che a sua volta esprime in questa maniera tremenda, terribile, una sofferenza. È così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti io non faccio fatica ad immaginare che in questa drammatica vicenda di Palermo ci siano molte più vittime, perché dei ragazzini di 13 anni come possono avere la capacità di anticipare l'esito delle proprie azioni? Come possono avere la capacità di commisurare la gravità di una determinata azione? Possono farlo soltanto se ci sono alla base
dei genitori supportivi e delle istituzioni supportive. Ecco, a Perché questo è chiaro. proposito, dottore, scusi se la interrompo, la vicenda di questo povero bambino è esemplare, direi. Lui era già stato bullizzato quando era in prima media, tant'è vero che ha cambiato scuola, ma le persecuzioni sono proseguite in seconda e anche in terza media. La dirigente scolastica aveva avvertito la famiglia dicendo ha un disagio questo bambino, questo ragazzino. Era stato chiamato uno psicologo che aveva cominciato a fare degli incontri, come dire, delle sedute con questo ragazzino, ne aveva fatte 2, la terza si sarebbe dovuta svolgere domani, purtroppo non ci sarà mai. Però ciò che colpisce in tutto questo quadro, dove c'è una discreta sensibilità, notevole sensibilità direi, sono 2 fatti: gli insegnanti che dicono era ben integrato e d'altra parte i genitori con i quali probabilmente proprio per i suoi orientamenti sessuali aveva dei rapporti tesi, tanto è vero che gli avevano proibito di uscire quella sera, la sera in cui si è impiccato sabato scorso. Quindi, dottore, la domanda è questa qua: delle volte non se ne accorge nessuno di queste cose tremende. Esatto, esatto. Ecco, le informazioni che lei ci ha offerto ci permettono proprio di avere uno sguardo più ampio, come dicevo poc'anzi, sulle storie dei nostri ragazzi. E già da queste poche parole si evince quanto le cose possono essere molto più complesse di come possano apparire. Era troppo tardi, evidentemente. Questo ci fa capire che più che un'azione risolutiva dovremmo pensare ad un'azione preventiva. Questi ragazzi non hanno la minima idea di cosa possa voler dire esercitare dei comportamenti violenti, intenzionali e ripetitivi verso chi non può difendersi, no? Che poi questa è la definizione di bullismo. Io ho lavorato a scuola per diversi anni, eppure in tutti quegli anni non ho mai visto un intervento mirato proprio alla psicoeducazione, alla formazione, all'informazione consapevole dei nostri studenti. Solo in questo modo si può prevenire l'emergenza di questi fenomeni. E non ci dimentichiamo poi che le cose diventano ancora meno percettibili perché oggi al bullismo si associa il cyberbullismo e questo complica di gran lunga le cose. Certo. Dottore, c'è un allarme sociale però per questa vicenda. Il Presidente della Regione Schifani ha detto che questa è una tragedia che deve fare riflettere e ha fatto notare che aveva già istituito, la Regione ha istituito una consulta regionale dedicata proprio alla piaga del bullismo. Poi d'altra parte interviene, come sempre quando succedono fatti gravi come questi, la politica, per cui Fratelli d'Italia ricorda di avere emanato una propria proposta di legge e così via. Ma la politica può veramente intervenire su queste cose? Non è forse come dire, non c'è necessità forse di interventi più intimi, più riservati, con sensibilità maggiori ma anche dirette? Beh, credo che la politica abbia sicuramente una quota di responsabilità in tutto questo. È vero che è necessario intervenire in modo mirato nelle singole storie, ma è altrettanto vero che si può parallelamente pensare ad un intervento un po' più ampio, no? E quindi pensare ad esempio all'obbligatorietà di inserire all'interno del progetto formativo dei moduli, delle lezioni, delle ore dedicate alla psicoeducazione, per fare in modo che i nostri alunni diventino sempre più consapevoli rispetto a queste tematiche, che sono molto importanti. Forse anche l'educazione sessuale e l'educazione, come si dice, ai sentimenti, sentimentale, forse anche questo sarebbe necessario. Assolutamente sì, e questa storia è il chiaro esempio di come anche l'educazione sessuale possa giocare un ruolo fondamentale. Infatti ricordiamoci che le violenze in senso lato possono essere spiegate attraverso forme di volta in volta sempre differenti, no? C'è la violenza ad esempio di genere, c'è la violenza non a scopo sessuale in quel termine, no? Ma riferita alla sessualità,
della persona a cui io rivolgo la violenza. E quindi, ecco, comprendere come vivere la sessualità, cosa rappresenti la sessualità, quanto possa essere fluida, no? Riconoscerla ed accettarla come normale permetterebbe alle vittime e a chi invece vittima non lo è, ma anzi diventa carnefice, di avere sicuramente un atteggiamento diverso. E dobbiamo farlo in fretta, perché ecco, in termini di cyberbullismo i fenomeni diventano sempre meno osservabili, no? Perché agiscono nell'ombra dell'internet, Certo. non hanno un tempo, non hanno un luogo. Non mi basta evitare la scuola, non mi basta evitare ciò che accade in quella parentesi temporale per difendermi dal comportamento violento, perché le violenze possono arrivare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo attraverso un dispositivo. Inoltre chi compie atti di bullismo non vede nemmeno la reazione del bullizzato, no? E questo diciamo che porta ad un'escalation, Certo. questo Certo. porta ad un aggravarsi dei fenomeni. Per concludere, dottore, chi deve essere più aperto, più attento, più sensibile su questi temi? La famiglia, la scuola? Forse nessuna delle due si accorgono delle volte che il bullizzato si chiude in se stesso, rimane solo alla fine, e come diceva lei poco fa, anche i bulli a loro volta vivono una loro forma di malattia, pur essendo, diciamo, con caratteristiche sadiche. Credo che sia i genitori che le istituzioni scolastiche possano osservare dei frangenti di vita differenti e quindi ottenere dei dati, delle informazioni differenti. Noi sappiamo che i primi effetti del bullismo, o comunque della sofferenza psicoaffettiva, psicoemotiva, sono un abbassamento dell'autostima, sono una riduzione della socializzazione, no? Sono una riduzione del rendimento scolastico, tutti fenomeni che intrecciati tra di loro possono darci, ecco, l'entità del dolore di quel ragazzino. Quindi è normale che, ad esempio, basso rendimento scolastico, informazione che posso ottenere a scuola, bassa autostima o bassa socializzazione è qualcosa che posso notare soprattutto magari a casa, perché mio figlio esce di meno, perché mio figlio inizia a dubitare delle sue capacità. Ecco, credo che una buona comunicazione tra famiglia e istituzioni in senso generale, non solo riferita alle scuole, Certo. possa facilitare gli interventi. E la comunicazione con le istituzioni ad oggi in Italia è davvero ancora molto complicata. Io stesso, per interfacciarmi con i docenti, dovevo fissare degli appuntamenti, Certo, incastrati proprio tra di loro e magari lontani nel tempo. Quindi chiaramente questo non aiuta. Noi la ringraziamo, dottore, importantissime le cose che ha detto. Certamente la prima cosa sono l'attenzione ai segnali che arrivano, come abbassamento del rendimento scolastico, dell'autostima e gli altri fenomeni che lei ha indicato. Grazie al dottor Marco Cappadonna, il nostro psicologo, che periodicamente ci raggiunge quando abbiamo bisogno di conforto e di conoscenza. Adesso ci fermiamo per qualche momento, vediamo un po' altri argomenti. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà un contesto variabile sulla Toscana e sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno su Alpi, Prealpi e sulla pianura veneta friulana. Al centro-sud e sulle isole maggiori come sulla Sicilia il contesto si presenterà parzialmente soleggiato, l'alta pressione ancora una volta dominerà la scena meteorologica, garantendo tempo stabile in un contesto asciutto, ventilazione a tratti sostenuta con temperature massime diurne che supereranno i 20 gradi. Situazione meteo tranquilla anche per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì. Ampi spazi soleggiati sulla Sicilia in un contesto asciutto con cielo sereno, o al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Temperature massime diurne che tenderanno a prendere qualche grado ovunque. Pensate che specialmente sulla provincia di Siracusa si arriveranno a sfiorare punte di 27-28 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo.
Oggi è la giornata mondiale del diabete. Purtroppo noi abbiamo un esperto, un endocrinologo, il dottor Giuseppe Papa, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ed è una malattia che sta aumentando, è vero dottore, purtroppo? Allora, la giornata mondiale del diabete serve proprio a stigmatizzare la pandemia legata al diabete stesso. I dati che ci fornisce l'IDF sono dati assolutamente sconvolgenti. Se pensiamo che circa il 7% della popolazione a livello mondiale ne è affetta, quindi parliamo di 500 milioni di persone a livello mondiale. 500 milioni di persone. A livello italiano sono quindi traslati, sono circa 5 milioni quelli affetti, e a livello regionale sono circa 340-350 mila. Peraltro, da noi quindi. Esatto, lì l'incidenza e la prevalenza del diabete in Sicilia è più alta rispetto a quello delle altre regioni. Come mai? Questo fondamentalmente, allora, il diabete, come tutti sappiamo, si divide in due grandi categorie che sono rappresentate dal diabete tipo 1 e il diabete tipo 2, che hanno diciamo delle origini, una patogenesi totalmente diversa, ma sia il diabete tipo 1 che il diabete tipo 2 registra dei tassi molto alti in Sicilia. Per quanto riguarda il tipo 2, fondamentalmente questo è legato all'aumento dell'obesità. Anche qui c'è un divario epidemiologico nelle regioni italiane, essendo le regioni del sud quelli a più alto tasso di sovrappeso e di obesità, e siccome il diabete tipo 2 è strettamente legato allo stile di vita e quindi al sovrappeso e all'obesità, per questo si registrano tassi più elevati nelle regioni del sud e quindi anche in Sicilia. Tipo 1? Tipo 1 anche questo, c'è una grossissima incidenza e prevalenza. Qui purtroppo mancano dei registri chiari e certificati, però pare che i dati attestino circa 20-25 pazienti ogni 100.000 al di sotto dei 14 anni in Sicilia, quando le medie nazionali sono circa 7-8. Quindi anche qui abbiamo, soprattutto negli ultimi anni e nel post-Covid, un'incidenza molto importante di diabete tipo 1. Quindi se il tipo 2 è dovuto prevalentemente all'obesità, diciamo, esatto, in il diabete grosso. tipo 2 è legato all'obesità, il diabete 1... tipo 1 è legato più a fattori, diciamo, genetici, probabilmente ambientali, non perfettamente noti, per ecco. cui anche lì ci sono studi e ricerche in questa direzione, però sicuramente i tassi di incidenza e di prevalenza sono elevatissimi, quindi questo ne fa di un problema, diciamo, di salute pubblica importantissima a livello nazionale, a livello regionale e a livello mondiale. Quindi dottore, la interrompo perché proprio stamattina leggevo sui giornali che c'è una carenza di farmaci in questo momento, di due farmaci in particolare che io manco so pronunciare, la semaglutide e l'altra liraglutide. La liraglutide, questi sono proprio i comunicati delle ultime settimane. Allora, l'ultimo anno in effetti è stato un anno critico da un punto di vista di approvvigionamento di farmaci, perché diciamo la domanda non è riuscita a supplire la richiesta mondiale di questi farmaci. Allora, noi dobbiamo pensare che negli ultimi anni la terapia del diabete tipo 2 è cambiata, è stata rivoluzionata dall'avvento di questi nuovi farmaci, di cui insomma due li ha citati lei prima. Ma li ho citati. Sì, è una categoria farmacologica che si chiama GLP-1 agonisti, che modifica veramente la storia naturale del diabete, perché a parte ridurre il peso corporeo agisce tramite molti altri meccanismi riducendo la mortalità cardiovascolare. Quindi ormai si cerca nel diabete tipo 2 non solo di dare farmaci che riducono la glicemia, ma farmaci con comprovata azione di riduzione del rischio cardiovascolare. E questa categoria che lei ha citato è un'altra categoria che sono le glifosine, hanno cambiato un po' la farmacoterapia del diabete negli ultimi anni. Con risultati positivi. Con risultati molto positivi. E purtroppo la grande richiesta mondiale di questi farmaci è l'uso a volte improprio che se ne è fatto, perché questi farmaci ci sono molti studi di utilizzo nell'obesità, quindi al di fuori del diabete. Purtroppo l'uso nell'obesità al di fuori di quello che viene ancora segnalato, diciamo, dai bugiardini, ha determinato la carenza di questi farmaci. Quindi invece di utilizzarlo contro il diabete si usa per... Si possono usare teoricamente anche per l'obesità, perché appunto sono farmaci che riducono il peso corporeo. Ecco. Quindi la fortissima richiesta a livello mondiale, soprattutto l'uso improprio, ma non in Europa, in altre parti del mondo, ha determinato, diciamo, la carenza di questi farmaci, il fatto che le aziende non sono riuscite a produrre così tanti farmaci quanta la domanda
domanda a livello mondiale. C'è un'età in cui si è particolarmente soggetti a rischio di diabete oppure? Anche qui bisogna distinguere il diabete tipo 1 dal diabete tipo 2, perché come abbiamo detto il diabete tipo 2 è il diabete che classicamente insorge nell'adulto legato a fattori di rischio quali l'obesità e il sovrappeso, e di solito per cui c'è una grossa familiarità, quindi c'è una famiglia in cui ci sono altri membri di solito affetti dal diabete. Il diabete tipo 1 è un po' più random, un po' più casuale, legato appunto a fattori di autoimmunità, a volte c'è anche una condizione familiare, però lì ovviamente l'età di insorgenza è molto precoce, per questo viene chiamato diabete giovanile. Di solito i picchi si registrano tra i 2 e i 3 anni, poi un altro picco tra i 6 e i 7 anni e poi a 12 anni, quindi sono tutti picchi che si registrano nella prima decade di vita. Il diabete tipo 2 invece diciamo è un diabete che si diagnostica nell'età adulta, quindi di solito dopo i 40 anni, ecco, è legato a quello che abbiamo detto. A parte come dire, l'origine genetica, dottore, quali sono i principali fattori di rischio per il diabete? E lì abbiamo detto che per il diabete tipo 2 è uno stile di vita errata, quindi quando c'è una familiarità, si parte da un rischio familiare, quindi altri componenti affetti. Se io poi conduco una vita sregolata e non faccio attività fisica, non rispetto l'alimentazione, quindi tendo ad aumentare di peso, lì aumenta quella che si chiama insulinoresistenza, che poi alla lunga determina deficit di secrezione insulinica, quindi quando si verifica in questa seconda condizione si innesca il diabete stesso, quindi la glicemia inizia ad aumentare, quindi è lì che insorge poi il diabete. Quindi le categorie a rischio sono fondamentalmente quelli che hanno familiarità per il diabete tipo 2 e le persone sovrappeso e obese, quindi questo è fondamentale. E poi lì si innescano anche tutti gli altri fattori di rischio cardiovascolare, cioè l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, quindi sono tutti fattori che poi concorrono per aumentare il rischio cardiovascolare. Quindi la strategia terapeutica non è indirizzata soltanto al controllo della glicemia, ma è indirizzata anche al controllo di tutti i fattori di rischio, se parliamo ovviamente di diabete tipo 2, ma anche nel diabete tipo 1. Quindi una persona, diciamo, giovane, che sta bene, eccetera, che tipo di prevenzione deve fare per evitare? Ma sicuramente quello di controllare la glicemia ogni tanto, cioè i pazienti particolarmente predisposti una volta l'anno magari devono controllare la glicemia a digiuno, se ci sono dei problemi poi fare ulteriori test come può essere l'OGTT, l'emoglobina glicosilata, insomma ci sono altri esami di laboratorio che possono farci capire se il soggetto è in uno stato di quello che si definisce prediabete, che è una forma che poi, diciamo, se non si fanno le cose corrette evolve verso il diabete, e questi sono tutti i fattori di laboratorio, perché un altro problema del diabete è che non dà grossi sintomi fino a quando le glicemie non sono particolarmente elevate, quindi la scoperta spesso è casuale facendo esami di laboratorio, esami di routine, perché una glicemia alta non dà alcun sintomo, quindi è importante lì veramente la prevenzione e fare i test correttamente, soprattutto nelle popolazioni a rischio. Quindi niente obesità, niente vita sedentaria e fare assolutamente, i test. Quindi diciamo attività sportiva, attività fisica e rispettare, diciamo, le norme alimentari fondamentali per stare in normopeso, quindi quello che si definisce normopeso, quindi questo è l'aspetto più importante. E adesso poi ci sono dei farmaci che aiutano tutto questo, appunto quelli che la categoria che prima lei ha citato e anche, diciamo, altri farmaci, quindi la sfida del futuro sarà, diciamo, trattare l'obesità, a parte col cambiamento dello stile di vita che spesso purtroppo è fallimentare, anche con aiuti farmacologici esterni che possono aiutare i pazienti a mantenere appunto il peso nella fascia di normalità. Questa è la grande sfida che ci aspetta che abbiamo combattuto fino adesso, ma che ci aspetta anche per gli anni a seguire. Molto importante, grazie dottore. Speriamo che questi due farmaci si trovino al più presto, non vengano a mancare. Sì, ne verranno commercializzati anche altri, anche più potenti, nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni già commercializzati in America, che probabilmente cambieranno ulteriormente gli standard di cura della malattia. Ce lo auguriamo. Grazie al dottor Papa per essere stato con noi e per averci spiegato bene che cosa significa Giornata Mondiale del Diabete. Facciamo una pausa e poi ci ritroviamo con altri ospiti e con l'altra rassegna stampa che dobbiamo continuare. State con noi. Buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, con noi Carmelo De Caudo che è segretario generale della CGIL di Catania, grazie per essere con noi, è ben tornato. Allora, lo sciopero generale di venerdì si fa sì o no? Sì, è confermato lo sciopero generale del 17. Ma nonostante, come dire, le polemiche del Garante e di Salvini? Sì, lo sciopero è proclamato diciamo, su tutto il territorio nazionale. È chiaro che c'è un tentativo da parte del ministro Salvini di bloccare lo sciopero nei servizi essenziali, ma è chiaro che uno sciopero generale è proclamato con le regole che sono dettate da una legge, la 146/90, che ovviamente ha rispettato tutti i canoni di presentazione dello sciopero generale. È chiaro che rimane in piedi. Vabbè, lei sta rispondendo in qualche modo a quello che dice l'Authority, ora ci arriviamo, ma volevo un suo commento su, ormai siamo a pesci in faccia tra Salvini e Landini. Uno dice, Salvini dice Landini si vuole fare il weekend lungo e Landini risponde parla uno che non ha mai lavorato nella vita sua. Veramente io penso che si vuole spostare l'attenzione ai veri problemi effettivamente proclamati dallo sciopero. È chiaro che il buon Salvini cerca di spostare l'attenzione sullo sciopero e non sui veri temi che sono il vero problema della proclamazione dello sciopero generale. Ci arriviamo. Però diciamo, quello che noi chiamiamo l'Authority, il Garante, ha detto questo in effetti non è uno sciopero generale, perché ai fini dell'applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative sui servizi pubblici, cioè è fatto soltanto in alcune fasce orarie, traduco io, e quindi non può essere definito uno sciopero generale e come tale non risponde all'essere garantito come è garantito ogni sciopero generale. Qual è la sua risposta? Ma lo sciopero generale, io direi al Garante, nei servizi essenziali va proclamato proprio per fasce orarie, proprio per garantire il servizio pubblico alla cittadinanza. Pertanto mi sembra, diciamo, una forzatura da parte dell'Authority una risposta di questo genere, anche perché uno sciopero nei servizi essenziali è chiaro che deve garantire alcune fasce orarie, vedi il trasporto aereo, vedi il trasporto pubblico locale, cioè non si può ingessare il paese. È per questo che avete escluso gli aerei? Per questo abbiamo escluso gli aerei, il trasporto aereo è stato escluso, e per questo che io dico che lo sciopero è legittimo, non solo legittimo, ma fatto a norma di legge. La verità è che il governo vuole spostare l'attenzione su ben altro, cioè buttarla a caciara, e non praticamente affrontare i temi importanti che sono i veri temi che poi di fatto, diciamo, i cittadini e la cittadinanza chiedono che vengano affrontati. Allora, ci siamo arrivati. Quali sono i temi di questo sciopero generale? Perché lo sciopero generale? Allora, lo sciopero generale CGIL UIL lo proclama perché la manovra non dà delle risposte su temi importanti, soprattutto il lavoro, le pensioni, la sanità e la scuola. I lavoratori non hanno un aumento salariale da tempo, soprattutto quelli del pubblico impiego, e non ci sono risorse per poter andare verso un rinnovo di quei contratti collettivi nazionali del lavoro. La sanità non ci sono risorse, si sta spostando il tutto sul privato. Chiaro che noi da tempo, ma soprattutto anche qui nella nostra provincia, ma nella nostra regione, noi chiediamo una sanità che sia più vicina non solo alle persone che hanno veramente di bisogno, che sarebbero gli anziani e i pensionati, pertanto una medicina del territorio che dia veramente risposte a quelle persone più fragili. È chiaro che sulle pensioni non hanno assolutamente fatto quello che avevano detto in campagna elettorale, che si andava verso il superamento della Fornero, anzi si sono
innalzati i tempi per poter accedere in pensione, penalizzando non solo chi già una pensione ce l'ha, ma chi anche deve andare in pensione. Ma quelli dei medici però non ci sarà la riduzione delle pensioni? O il ridimensionamento, insomma, delle pensioni? No, praticamente non ci sarà la perequazione, nel senso che rimarranno ferme. Rimarranno ferme. È una retromarcia del governo secondo voi o no comunque? Ma certo è una retromarcia del governo, perché ripeto a dire le risorse le hanno spostate su ben altro e ribadisco la nostra azione di sciopero, perché noi da tempo rivendichiamo un welfare migliore, una legge previdenziale che sia degna di questo nome, una sanità che funzioni. Il Covid arrivato a questo punto non ci ha insegnato nulla. È chiaro che tutte queste cose sono cose che noi rivendichiamo da tempo e che già sapevamo che all'interno di quella manovra non venivano affrontate con determinazione e con le risorse adeguate per poter mettere in campo le azioni. Scusi De Caudo, ma se Salvini vi presetta? Ma se Salvini ci precetta è chiaro che lo sciopero andrà avanti. Come dice Bombardieri, non ci facciamo intimorire. Non ci facciamo assolutamente intimorire, anche perché il 17, ripeto a dire, lo sciopero sarà su tutto il territorio nazionale e noi su Catania faremo lo sciopero con un sit-in davanti alla prefettura, dove abbiamo chiesto a tutti i lavoratori di partecipare a quel sit-in e sicuramente presenteremo praticamente una piattaforma con le rivendicazioni nazionali ma anche con le rivendicazioni territoriali al prefetto di Catania, che poi è il governo, diciamo, nella nostra città. Quindi è la conferma, diciamo, che tutto quello che era previsto è confermato, insomma. Fino adesso è confermato. E riguarda scuola, ricerca, università, uffici pubblici, trasporti, giusto? Ho dimenticato qualcosa? No, mi pare. Assolutamente no. Per l'intera pubblico impiego, scuola, pubblico impiego e trasporti. Per l'intera giornata. Ecco. Voi siete quindi sicuramente d'accordo con le osservazioni che io qua ho davanti agli occhi, che leggo dal quotidiano La Repubblica. Oggi ti rubo il mestiere. Di allarme di Banca Italia sul debito che non scende, elemento di vulnerabilità, della Corte dei Conti sulla tenuta del welfare, dove il pericolo non è il non mantenere la qualità dei servizi, e critiche di Confindustria per sostanziale assenza di politiche per la crescita. Musica per le sue orecchie, immagino, De Caudo, a sentire questo. È chiaro, abbiamo il 17% praticamente di inflazione, pertanto è chiaro che ne subisce tutto il sistema, anche il welfare, soprattutto per chi è in uno stato di povertà. Il 17% di inflazione in questo governo praticamente riduce il potere d'acquisto. Pertanto abbiamo i lavoratori che ovviamente si vedono ridurre sempre di più il loro potere d'acquisto, i pensionati la stessa cosa, addirittura debbono come dire, decidere se mangiare o curarsi. È chiaro che abbiamo una compressione praticamente non solo del potere d'acquisto, e ribadisco, attenzione, ancora il caro bollette non è che è finito. Ecco. Pertanto abbiamo, diciamo, una congiuntura che ovviamente mette le famiglie in serie difficoltà, ed è chiaro che anche Confindustria butta il grido d'allarme, perché la ripercussione non si ha solo ed esclusivamente nelle famiglie ma anche nelle imprese. Grazie De Caudo, segretario generale della CGIL. Ridiamo l'appuntamento a Catania venerdì 17 davanti alla prefettura. Mattinata, immagino. Sì, alle ore 10:30. 10:30. Grazie mille, quindi c'è la conferma che lo sciopero generale si fa, ci fermiamo qui e ci saremo con altri argomenti e poi toccherà di nuovo a Angelo con la rassegna stampa. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, con Angelo Gagliano adesso vediamo i quotidiani nazionali. Come no? Allora cominciamo dal Corriere. Evidentemente il tema dello sciopero lo troviamo, ne abbiamo già parlato noi, ma lo troviamo su tutti i quotidiani questa mattina. Sciopero, il no del garante, poi magari nelle pagine interne
ci sono gli approfondimenti. Ma intanto le altre notizie. Indy è morta, dolore e rabbia, genitori, cuore spezzato, la piccola, la bimba inglese che è morta di 8 mesi, era affetta da una rara malattia inguaribile, se n'è andata in un hospice dopo che i giudici inglesi le avevano negato il ricovero in Italia. I genitori, abbiamo il cuore spezzato, abbiamo detto. Questa è una notizia che arriva dall'estero, e sempre dall'estero con il conflitto in Medio Oriente. Hamas ora ha perso il controllo di Gaza, il fronte degli ospedali, le truppe nel Parlamento della striscia, quindi si continua a combattere, continua l'avanzata di Israele. Questo per il conflitto in Medio Oriente. Poi sorpresa, in Inghilterra torna Cameron. L'ex premier va agli esteri, e quindi il ritorno, diciamo, sulla scena politica dell'ex primo ministro inglese. Poi le notizie anche italiane, la cronaca italiana, il giallo di 2 22enni, l'auto di lui segnalata in Friuli, l'ultimo incontro, la lite, spariti Giulia e il suo ex. Lei e il suo ex, Giulia e Filippo, 22enni, originario di Vigonovo e Torreglia, sono scomparsi da sabato. Un incontro, la lite e poi il buio. L'auto di lui sarebbe stata vista transitare tra Veneto e Friuli. Vedremo che risvolti avrà questa notizia. Allora andiamo nelle pagine interne, parliamo del conflitto in Medio Oriente. Hamas ha perso il controllo, Galan fuggono, i soldati israeliani nell'aula del Parlamento di Gaza, Biden, l'ospedale di Al-Shifa deve essere protetto. Questo è diciamo, la situazione sul campo. E poi il Consiglio di Difesa, perché si è riunito il Consiglio di Difesa, Mattarella e i conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza saranno il tema principale del Consiglio di Supremo di Difesa, che è stato convocato dal Presidente della Repubblica Mattarella per il prossimo 20 novembre al Quirinale. Quindi insomma c'è tempo e speriamo comunque che vengano adottate poi delle misure importanti e diciamo che possono essere poi anche praticabili. La striscia non va rioccupata. Il piano dell'Unione Europea per il dopoguerra, a parlare Borrell, più impegno da Unione e Paesi arabi, il documento di Roma, Parigi e Berlino, isolare Hamas. Questo è l'obiettivo. Stiamo parlando sempre del conflitto in Medio Oriente. E allora, visto che siamo sul tema, andiamo su Repubblica con il reportage all'imbocco del tunnel nella scuola della striscia. Hamas attacca da qui. Repubblica, l'inviato è arrivato a Juor ad-Dik all'interno di Gaza con l'esercito israeliano, le gallerie sbucano ovunque. Questa è diciamo la situazione, il racconto di quello che sta succedendo. Sulla Stampa di Torino, il fronte, assalto finale alla Shifa, circondato, l'esercito Hamas non controlla più Gaza, tensione con il Libano, Netanyahu, Hezbollah gioca con il fuoco, e quindi c'è la determinazione, tutta la determinazione di Israele. Ma state vedendo, questo diciamo è quanto viene ricostruito, come si sta svolgendo il conflitto, la battaglia, cosa succede, il bilancio, le vittime, 11.180 sono i palestinesi, 1.200 quelle israeliane, ma si contano 4.609 bambini morti in questo conflitto, numeri davvero terribili. E poi adesso voltiamo pagina, perché cambiamo ovviamente tema, ma vediamo anche le altre notizie sulla prima pagina di Repubblica. Abbiamo visto dello sciopero, ne abbiamo parlato anche della guerra in Medio Oriente, e la bimba, la piccola Indy, Gregory, il padre e la madre, vergogna, questo è il loro virgolettato. A chi spetta la decisione sulla vita e sulla morte di Indy Gregory? I filosofi del diritto la chiamano scelte tragiche, sono quelle che si devono assumere di fronte al conflitto tra interessi e valori legittimi e altri interessi e valori legittimi, tutti fondati, ma che si escludono a vicenda. Tutti i commentatori dicono che in realtà nessuno sa esattamente a chi tocca dire l'ultima parola. Questo è il grande tema. E poi, a proposito di guerre, c'è quella in Medio Oriente che è quella più attuale, quella di cui magari si parla con più continuità, ma ce n'è un'altra alle porte dell'Europa, che è quella che c'è in Ucraina. Soldati in guerra, le mogli sfilano in piazza a Kiev, quindi c'è una protesta, perché pare insomma che i ragazzi, i giovani sono al fronte, mentre in città, o comunque nelle città che non sono di fatto praticamente colpite
dalla guerra si festeggia. Questo è un approfondimento che viene praticamente lanciato da Repubblica stamattina. La legge sul voto va a voto finale è quella che riguarda la carne coltivata, i dubbi del Colle per il rischio di infrazione in Unione Europea, quindi un altro tema stamattina che i quotidiani affrontano sulle prime pagine. Siamo adesso alla prima della Stampa, manovra, l'allarme di Banca Italia, quindi qui diciamo che l'obiettivo viene spostato, nel senso che quasi tutti aprono con lo sciopero, stavolta qui si parla più della manovra, però si torna sullo sciopero, il garante boccia lo sciopero dei trasporti, CGIL e UIL non ci fermiamo, Salvini rispettate la legge. E poi vedete la fotonotizia, il Parlamento occupato, l'esercito nel cuore di Gaza, Netanyahu verso la vittoria finale, questo è diciamo il concetto che viene espreso. Ora Sunak è costretto a richiamare Cameron, siamo praticamente nel Regno Unito per quanto riguarda le vicende della Gran Bretagna con il ritorno sulla scena proprio dell'ex Premier. Andiamo avanti e vediamo le altre notizie e gli altri quotidiani. La prima pagina della Verità, vedete? Ecco qua. Qui la Verità è sempre molto forte con i titoli. I sindacati si mettono fuori legge, la sinistra appoggia la rivolta e attacca il governo. È una qualche risposta al nostro Decaudo che era qua poco fa. E quindi insomma c'è una presa di posizione forte da parte della Verità. Siete fuori legge. Banca Italia sulla manovra con la nuova IRPEF, 600 euro in più a 3 famiglie su 4. Questo è quello che verrebbe fuori dai conti che sono stati fatti. Buono. Ora, dopo aver fatto morire soffocata la piccola Indy Gregory, gli inglesi ci prendono pure in giro perché Mr. Justice ha risposto ieri all'appello del governo del 9 ottobre, ormai è tardi e anche in Italia gli sfregi si sprecano, quindi insomma come dire, la risposta è arrivata dopo che si era consumato la tragedia. Diciamo. Nuove guerre stellari, tutti contro Grillo, qui la polemica tutta praticamente all'interno del Movimento 5 Stelle, le esibizioni da Fazio scatena polemiche, la Bongiorno trasforma in show il dolore di una ragazza vittima di stupro ma il suo doppio ruolo è reale, Conte sbertucciato a Boz, mi sono divertito. E poi Hamas ha preso il controllo di Gaza, arriva Hezbollah, quindi situazione ancora assolutamente tutta da verificare in casa per quanto riguarda diciamo, il Libano, dove si continua, il Medio Oriente. Adesso le altre prime pagine di oggi, andiamo a vedere qualche altra prima pagina, ce ne sono parecchie. Tra le 300 che ci sono. Andiamo sul Tempo, dai. Il Tempo scrive: non bloccheranno l'Italia, ecco, a proposito. Sindacati allo sbando, però cioè, qui la chiave di lettura è diversa, no? Linea dura di Salvini contro lo sciopero dei trasporti previsto nel weekend, il garante boccia lo stop, mancano i requisiti ma la CGIL e la UIL vanno avanti, per chi ha voglia il lavoro c'è, entro gennaio le imprese offriranno 1,3 milioni di posti, questo è quello che viene riportato dal Tempo di Roma, che poi ha anche altre notizie. Che dicono Bombardieri e Landini, Bombardieri gli dice: mia moglie non ci crede che ogni weekend c'è uno sciopero, è convinto che c'ho un amante. Quindi insomma ironizzano sul fatto che arriva sempre nel fine settimana lo sciopero dei sindacati. E poi bimba inglese malata, sentenza eseguita, la piccola Indy è morta. Nel Lazio c'è un record di vittime stradali, sono 399 i decessi nel 2022 e Roma in testa per numero di pedoni uccisi. Questo è quello che viene riportato con chiaramente dei dati alla mano piuttosto forti. Sindacati selvaggi, stavolta siamo sul Libero, sciopero illegale, la CGIL blocca l'Italia, questo vince Salvini, il garante, fermare lo stop di 24 ore dei trasporti, il PD diciamo, sta delirando, squadrismo e Landini insiste, andiamo avanti. Queste diciamo, sono le posizioni e su queste diciamo, come abbiamo sentito anche poco fa. Esattamente. Greta sul palco con l'attivista Filo Hamas, gli ecologisti la contestano, stata ripresa, vediamo un po' i grandi
grandi del mondo facevano la fila per fare la foto con lei, ora anche gli ambientalisti le strappano il microfono mentre ai comizi cerca di intonare il suo nuovo bizzarro slogan: non esiste giustizia climatica nei territori occupati. Quindi polemica che riguarda Greta. Poi Grillo ha ragione su Conte, il Movimento 5 Stelle è finito, cambi nome, parla Casaleggio e il ritorno del comico in TV. Situazioni che abbiamo detto in casa 5 Stelle sono in evoluzione. Il Messaggero, anche qui c'è l'apertura dedicata allo sciopero, però poi ci sono altre notizie. Indy, l'ultimo respiro tra le braccia dei suoi, una fine ingiusta, scrive il quotidiano di Roma. Manovra la promozione di Banca Italia, 600 euro in più per 3 famiglie su 4. La buona notizia è questo. E poi il caro voli a Natale, ne abbiamo già parlato, ce ne siamo occupati abbastanza, c'è il faro dell'antitrust sulla nuova stangata verso le multe, starebbero per arrivare le multe alle compagnie aeree. Israele prende il Parlamento di Gaza, Hamas faccia evacuare gli ospedali, il piano profughi nel deserto di Negev, poi ancora guiderà gli esteri, mossa di Sunak, torna Cameron, l'uomo travolto dalla Brexit. E anche qui la cronaca italiana, il giallo della coppia sparita, lei urlava Venezia, paura per Giulia, Filippo non accettava la fine della loro storia. C'è forse il tempo per un paio ancora di titoli. CGIL fuorilegge, lo scrive il giornale. E poi l'esercito di Israele nel Parlamento di Gaza, buongiorno, pressioni da Grillo, Conte ride, Casaleggio lo stronca. Questa è la sintesi della prima pagina del giornale. Andiamo sull'Unità, eccolo, vogliono cancellare il diritto di sciopero, Salvini, peggio di Scelba. Ci fermiamo qui con l'Unità. E adesso una bella ricetta per il vostro pranzo più tardi. State con noi, buongiorno Sicilia. Suggerimenti, mamma mia, tutti gustosi. E adesso passiamo ad altri suggerimenti, quelli delle stelle con il nostro Marco Amato. Quella, guarda che tazza oggi floreale, bellissima. Buongiorno Michele, sì, è floreale, opulenta, questa è una tazza di provenienza russa che non solo nel decoro è molto ricca, ma anche nell'opalescenza della sua smaltatura interna. Ma allora il caffè c'è davvero? Io tante volte ho pensato c'è sempre che il non caffè, c'era niente dentro. C'è il caffè. C'è invece. E come? Assolutamente, sono un caffettaro. Un caffettaro? Vabbè, beato te che bevi il caffè, bevilo anche per noi. Allora, oggi cosa mettiamo sotto i riflettori delle stelle? Qualche giorno fa vi avevo annunciato l'ingresso di Mercurio in Sagittario e quindi vi avevo predetto che la comunicazione si sarebbe fatta un po' più brunella, ovvero è un modo carino da parte dell'astrologo di annunciare il fatto che Mercurio come comunicazione in Sagittario diventa un po' istintivo e bipolare, ed è proprio su un caso comunicativo che volevo porre l'attenzione, ovvero del personaggio e delle ultime dichiarazioni di Beppe Grillo. Ecco, comico che si è anche dato alla politica, personaggio decisamente interessante, le cui affermazioni a volte salaci, pungenti o geniali, a volte però lasciano un po' basiti tutta una serie di cose e persone. Ecco, analizzare questo caso zodiacale mi è piaciuto molto proprio perché è un cancro, quindi il segno della luna, ma è anche una cuspide leone, quindi il segno del sole. Ha un Mercurio e una Venere in Gemelli, mentre invece un Marte agguerritissimo in Capricorno lo rende particolarmente salace. Ecco, vedete, è una questione di distribuzione zodiacale, ovvero di ombra e di luce, di chiarezza e contraddittorietà. I termini comunicativi, soprattutto quelli descritti da Mercurio, ci aiutano a capire come il mondo della comunicazione, come il mondo appunto di comunicare e di esplicarsi, può avere un andamento più o meno favorevole o no, ma non tanto solo a dei segni zodiacali, ma in generale ecumenicamente. Ancora una volta il comico ci sorprende, l'ex comico ci sorprende un po', proprio che alla fine della trasmissione dice che non sa se fare il politico o il comico. Fa azzardo una previsione astrologica sul soggetto, essendo sole luna e quindi ombra luce, credo proprio che farà entrambe le cose. Oggi la luna è in Sagittario oltre che Mercurio, quindi appunto le suggestioni oggi sono varie
varie e variegate e arrivano da tutte le parti del mondo in tutte le forme possibili e immaginabili, quindi ottimo per il fuoco e per le arie che trovano una base comunicativa. I terra invece sono molto più rallentati da questa presenza planetaria in Sagittario, mentre invece gli acqua se ne avvantaggiano in maniera molto intuitiva, in particolare pesci che risolve una difficoltà, cancro che recupera un affetto e scorpione che vede in prospettiva delle cose nuove e maggiormente edificabili e costruibili. Oggi è un giorno speciale, colgo l'occasione per fare gli auguri a un giornalista di grande pregio e di grande carriera che col suo essere scorpione acuto e con i suoi elegantissimi pianeti in bilancia lo rendono assolutamente acuto ed elegantissimo e caro a tutti noi di Antenna Sicilia. Buon compleanno Michele Cucuzza. Grazie mille. Sai come si dice a Roma? A Roma si dice caffè pagato, quindi te lo pago io quel caffè. Ok. Grazie Marco, davvero. Complimenti a te. Allora, adesso vediamo un po' un'occhiatina ancora ai giornali. Guarda, una curiosità, stamattina sulla stampa si parla di Barbellesi perché c'è un parallelismo. Dopo il successo di Barbie, gli italiani incoronano C'è ancora domani. La bambola e le donne del 46 incarnano modi opposti di parlare dei diritti. 12,9 milioni l'incasso di Cortellesi in 3 settimane, il film italiano più visto dopo la pandemia. 32,1 milioni l'incasso di Barbie in Italia a partire dal 14 luglio, data di uscita nelle nostre sale, e 65,3 milioni Quo Vado nel 2016 di Checco Zalone, il film italiano con il maggiore incasso di sempre. Alcune curiosità, un parallelismo fra la Barbie e il nuovo film della Cortellesi. Beh, la Cortellesi va fortissimo, è bellissimo quel film. Comunque, il 14 novembre del 1832 a New York fa il suo debutto il primo tram americano. In questa versione iniziale la carrozza è trainata da cavalli e percorre la quinta strada al costo di 12 centesimi a biglietto. 14 novembre 1840 nasce Claude Monet, nella storia dell'arte ricordato come il pittore della luce, il padre dell'impressionismo, così denominato dalla sua famosa opera Impressione, levar del sole, lo abbiamo appena visto. Una decina d'anni dopo, 14 novembre 1851, Herman Melville regalava al mondo Moby Dick, capolavoro della letteratura americana, e questa epica narrazione segue la storia, come sapete benissimo, del temerario capitano Ahab e la sua ossessione per la balena bianca. Ci spostiamo al Novecento, il 14 novembre del 1922, guardate un po', la BBC avvia le prime trasmissioni radiofoniche regolari con quel piccolo microfono così piccolo, vero? Lì. E questo ha conquistato presto naturalmente il cuore degli inglesi, che affettuosamente da allora in poi l'hanno chiamata Onti, la zietta sulla falsa riga di quella che poi sarebbe diventata Mamma Rai per noi. Nel 67, sempre 14 novembre, Theodore Maiman, uno sconosciuto fisico della California, brevettò il primo laser funzionante. Stiamo vedendo una sorta di schemino, no? Questa scoperta trovò immediata applicazione nella chirurgia oftalmica, consentendo la correzione dei difetti della vista. Pochi anni dopo, siamo al 14 novembre del 73, grazie ad un gol di Fabio Cannavaro e alla straordinarie parate di Dino Zoff, entrambi della Juventus, la nazionale italiana di calcio compie l'impresa di sconfiggere l'Inghilterra sul proprio suolo patrio. Giornata di innovazioni, 14 novembre 1985 a Padova, l'equipe guidata dal professor Gallucci, questa qui, realizza il primo trapianto di cuore in Italia. Ilario Lazzari, da 2 mesi in terapia intensiva, riceve il nuovo cuore donato da un giovane di 18 anni, purtroppo deceduto in un incidente stradale. 14 novembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale del diabete con lo scopo di informare e sensibilizzare, lo abbiamo fatto stamattina nel corso della nostra trasmissione, in merito alla malattia e al contempo diffonderne le norme di prevenzione. La malattia è infatti riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come un problema sociale per il mondo.
Il 14 novembre del 67 è nato Max Pezzali, auguri, buon compleanno. La protagonista degli 883, poi da solista, ha incantato il pubblico italiano con successi indimenticabili come Hanno ucciso l'uomo ragno, Sei un mito e Come mai. E c'è un aneddoto interessante che riguarda proprio Come mai. Il singolo ha addirittura 2 video, in uno dei quali Fiorello imita Enrico Ruggeri, Vasco Rossi, Baglioni e Battiato. E proprio questa strana coppia, Pezzali e Fiorello, trionfa al Festival Italiano del 93 condotto da Mike Bongiorno. Come mai, Max Pezzali, buona giornata, a domani. A domani.